Ti chiedo l'importanza del laboratorio teatrale con i giovani, gli studenti che partecipano al convegno pirandelliano. Bene, vorrei rubare un verbo che questa mattina Carmela Pace, la direttrice, ha usato introducendo l'inizio del convegno, per un verbo che mi ha colpito, che è esplorare. Quindi lei ha detto stamattina siamo qui per esplorare il mondo di Pirandello e questo verbo mi colpisce perché è quello che un po' faremo anche noi, tenteremo di fare con i ragazzi, cioè esplorare il mondo teatrale di Pirandello attraverso una serie di esercizi preparatori a quella che è un po' l'attività, l'arte dell'attore, quindi senza la presunzione di fare granché, perché il tempo che abbiamo a disposizione è veramente poco, sono 8 ore divise in 2 incontri, però credo che sarà un tempo significativo, perché darà la possibilità a questi ragazzi e anche a noi ovviamente, perché si interagisce e si costruisce insieme il lavoro, di sperimentare appunto e di esplorare attraverso la tecnica dell'attore alcuni aspetti del teatro di Pirandello, e per far questo abbiamo inteso rubare, attingere ad un testo molto famoso di Pirandello che questa sera si recita a Soggetto, nella scena in cui gli attori cacciano il direttore, il dottor Inkfus, e da soli tentano, anzi riescono, costruiscono la scena, costruiscono il lavoro. Per scena non si intende quella che comunemente potrebbe essere l'accezione comune, cioè la scena intesa come arredo teatrale, ma la scena addirittura senza nessun arredo, senza luci, così semplicemente con la presenza fisica degli attori che attraverso il lavoro del corpo soprattutto e della parola costruiranno questa scena madre del testo di Pirandello, che è appunto lo scontro tra Mommina e Enrico Verri. Qui useremo soltanto un frammento, quello iniziale di questo scontro, e lo faremo attraverso tutta una serie di step, di esercizi coi quali man mano guideremo i ragazzi in questa esplorazione appunto. Che performance porterete sul palco del Teatro Politeama di Palermo? Porteremo la performance che è il punto di arrivo, meglio di partenza, dovremmo dire in termini teatrali, di un percorso esplorativo che faremo con i ragazzi. È un momento importante perché è per loro soprattutto una verifica. Il teatro è un meraviglioso strumento pedagogico, questo lo sappiamo, ed è anche uno strumento che aiuta a superare i propri limiti, a creare relazione, a creare una disponibilità all'ascolto, e quindi pensiamo che in quell'occasione sia importante anche per loro misurarsi, tra l'altro in uno spazio bellissimo come quello del Teatro Pirandello, di fronte ai loro amici, ai loro compagni, agli insegnanti, insomma, ma soprattutto di fronte a loro stessi, e ci auguriamo insomma che sia per loro veramente un momento bello, gioioso. Per noi è anche quest'anno davvero un piacere poter essere qui ospiti, quindi ringraziamo il convegno pirandelliano per averci invitato anche quest'anno, soprattutto visto il tema che ha proprio a che fare con la figura di Pirandello Capocomico, con la Fondazione del Teatro di Roma. Noi crediamo profondamente che il teatro sia un'esperienza davvero di vita, e quindi siamo molto grati anche a questi ragazzi per quello che ci daranno, perché non è mai un rapporto univoco, ma è sempre biunivoco quello di un laboratorio e di una formazione, e ci auguriamo insomma anche di appassionarli, di far sì che magari in qualcuno di loro scocchi la freccia della passione per il teatro, per l'arte, per la cultura, perché è quello che oggi crediamo sia veramente importante nella contemporaneità. Le chiedo l'importanza del laboratorio di scrittura per il convegno di studi pirandelliani. L'importanza non è sicuramente quello di formare scrittori, a meno che magari qualcuno non ci riesca, ma di far leggere, riscrivendo il testo, in una maniera diversa Pirandello. Perché nella lettura scolastica si cerca di ricostruire l'unità del testo. Ecco, qui invece diversamente il testo viene spezzato, perché l'alunno trattiene quello che valorizza, quello che gli è più congeniale ai fini della scrittura. Quindi in pratica si tratta di un diverso modo di leggere, che noi proponiamo, perché questa prova che noi facciamo fare in maniera estemporanea
vuole essere un esempio in fondo di un'attività che si potrebbe fare nelle scuole. Ecco, questo più o meno.